Ragazzi, come ben sapete, arriverà questa ondata di calore, però alcuni mi avevano scritto che arriveranno a 68 gradi, 67 gradi, invece no ragazzi, non è così. Cioè, è vero che arriva questa forte ondata di caldo, però no a 67-68 gradi. Qualcuno ha scritto prenderemo fuoco allora. No ragazzi, allora, come già avevo detto in altri video, le temperature saranno molto calde, però ho detto anche massimo si arriverà a 47 gradi in alcune zone dell'Italia, che secondo me saranno alla Sicilia oppure la Sardegna o al massimo diciamo la Calabria. Diciamo queste qua sono le regioni più o meno che possono toccare queste quote, diciamo, mentre al nord Italia si avrà al massimo sui 40 gradi ma non di più. Quindi questa anticiclone africano che hanno chiamato Lucifero, quindi poi ognuno meteo lo chiama con nomi diciamo dell'inferno, quindi non ci sarà questa diciamo ondata di 68 gradi come qualcuno ha scritto sotto certi commenti, quindi state tranquilli, non esageriamo. Capisco che farà caldo, ma pensate che la temperatura massima percepita nel mondo, la più forte che è stata sorpassata da pochi giorni, è arrivata a 63 gradi, ma si parla del Kuwait, quindi non stiamo parlando dell'Italia. Lì davvero le temperature picchiano sempre fortemente, quindi neanche lì sono arrivate a 68 gradi, sono arrivate a 63, quindi non è vero che arriveremo a 68 gradi o 67, quindi massimo nelle regioni interne si potrà avere 47 gradi, ma forse, perché sicuramente se dicono 47 sicuramente si arriverà a 42-43 gradi. Di certo nelle grandi città si soffrirà molto l'afa come Milano, Bologna, Torino, Firenze, e sicuramente ci sarà l'afa, questo sì. Diciamo che i giorni più tosti, diciamo così, saranno dal 27 al 30, diciamo, questi 3 giorni saranno veramente duri, quindi diciamo che a causa di un flusso di correnti caldi che arrivano direttamente dal Sahara, quindi diciamo che come ho detto io le zone più colpite saranno o la Sicilia o la Sardegna o la Calabria, quindi se si avrà 47 gradi al 100% sarà in queste zone, quindi questa 68 gradi è una fake news come dico io, perciò ho messo questa immagine fake news, perché non arriveremo a 68 gradi. Ragazzi, vi auguro una buona serata, quindi state tranquilli che a 68 non ci arriveremo, ma a 43, 44, ma massimo 47 in alcune zone dell'Italia, sempre del sud Italia, invece al nord massimo a 40 va. Vi auguro buona serata ragazzi e ci sentiamo sempre con le notizie. Ciao a tutti e buona serata, diciamo, sono le 7 oramai, quindi già buon pomeriggio, già non andrebbe bene. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ragazzi.